Vi racconto del simbolo del leone. Questo è una cosa un po' particolare perché ci troviamo al Caffè Pedrocchi a Padova e questo richiama un simbolo antico di una divinità egizia che si chiamava Aker o Aka. Questa è una cosa un po' particolare perché veniva definita la porta del sole o la porta del tempio del sole. Si dice che il sole la sera scendeva e passava attraverso una porta che portava ad un tempio che si trovava esattamente tra due leoni, Sefu e Daka. Questi leoni molto particolari erano quelli che servivano per custodire questo portale antico. E se noi diamo un'occhiata a come è stata realizzata la struttura del Pedrocchi, ci rendiamo conto che corrisponde effettivamente ad un tempio. Allora, il simbolo del mito egizio, simbolo arcano che portiamo dentro di noi con la sua storia, si riconfà alla struttura? Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli. Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così, per questo motivo, di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.